via lo sciopero previsto domani ritenuto illegittimo dal garante, cortei in tutte le città e blocchi annunciati dal Ponte della Libertà a Venezia all'interporto di Padova. Il Veneto si ferma, il racconto in diretta dalle 9:20 su Antenna 3. Ieri alla manifestazione di Roma strappate le bandiere del Veneto davanti alla sede della regione nella capitale, la condanna della politica. La cooperativa Taxi Treviso valutazioni nei confronti dell'autista accusato da un passeggero di avergli negato il servizio perché indossava un copricapo ebreo. Scontro tra Taxiato e Vaporetto, paura nel primo pomeriggio in bacino di San Marco, motoscafo distrutto, fortunatamente non si sono registrati feriti. Tragedia sfiorata a Vicenza, mamma con neonata in carrozzina travolta da un'auto mentre attraversava la strada, la donna e la piccola miracolosamente non gravi. Slitta di 24 ore l'annuncio ufficiale dei leader nazionali del centrodestra per il nome del candidato alle regionali. Domani mattina il nome Alberto Stefani in pole position. San Zenone degli Ezzelini festeggia dopo anni di battaglie legali. La regione è costretta a risarcire oltre 4 milioni di euro per le opere mai realizzate sulla strada provinciale 248. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la mobilitazione Propal in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Domani sarà una giornata critica per il Veneto. Il Veneto con le sue città principali si ferma, ma questa mobilitazione è già iniziata. Cuore pulsante di buona parte delle iniziative Padova. Ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentina in diretta, si trova davanti alla prefettura con Francesco Ratai. Buonasera Valentina. Sì, buonasera, siamo davanti alla prefettura di Padova dove è iniziato circa mezz'ora fa il presidio pro-Palestina, uno dei tanti in tutte le città del Veneto, perché questa sera ci sarà una mobilitazione con presidi non solo qui a Padova ma anche a Mestre, in piazza Coin, alle 19:30 in Riva degli Schiavoni a Venezia, a Vicenza, a Schio e a Tiene e anche a Treviso dalle 17 in piazza Indipendenza. Si è cominciato questa mattina, ma qui a Padova si è già cominciato anche ieri sera con un corteo, e domani sarà la giornata cruciale con lo sciopero generale che è stato proclamato dalle sigle sindacali ma anche dagli studenti universitari. Venezia si prepara addirittura a 2 cortei alle 9 da Campo Santa Margherita e contemporaneamente in stazione a Mestre con l'intento di bloccare il Ponte della Libertà. Anche a Padova ci sono 2 cortei alle 8:30, quello degli studenti in centro a Padova che partirà da piazza Garibaldi, e dalle 10 l'intenzione dei manifestanti è quello di bloccare l'interporto di Padova. Blocco anche a Tiene dell'autostrada a partire dalle 9. La mobilitazione sta crescendo di ora in ora dopo che appunto ieri sera le navi della Global Sumud Flottiglia sono state bloccate da Israele, ma la questione dello sciopero sta creando non poco dibattito, tant'è che nelle scorse ore, anzi pochi minuti fa, il garante la commissione di garanzia sugli scioperi ha valutato illegittimo lo sciopero generale che è stato proclamato per domani in violazione dell'obbligo legale di preavviso. Queste le motivazioni. L'autorità quindi ha inviato un'indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta tra l'altro l'apertura di un procedimento di valutazione di comportamento. Lo sciopero che è stato indetto coinvolgerà tutte le categorie e in particolare l'impatto sul settore dei trasporti. Intanto vedete le immagini, si sta riempiendo sempre di più la piazza qui a Padova ed è probabile che possa partire anche un corteo, ma ricostruiamo la giornata di oggi, la grande mobilitazione che c'è stata in città con il nostro servizio. L'appello alla mobilitazione entra nelle aule universitarie. Nel Dipartimento di Psicologia i manifestanti interrompono la lezione e prendono la parola per invitare gli studenti ad unirsi alla protesta in solidarietà degli equipaggi della Global Sumud Flottiglia bloccati da Israele.
Il corteo, partito dal Bo, ha attraversato Padova, i dipartimenti universitari, la mensa fino all'assemblea psicologia per preparare i vari presidi in città. Il clou della mobilitazione è previsto per domani con lo sciopero generale perché i manifestanti intendono bloccare l'Interporto. Abbiamo detto in modo chiaro: blocchiamo tutto, andremo a bloccare l'Interporto perché adesso nel mirino è la catena logistica della guerra. Vogliamo bloccare le armi e la complicità del nostro governo con Israele. Ieri sera, non appena si era diffusa la notizia del blocco della flottiglia, la mobilitazione lanciata sui social ha chiamato in piazza centinaia e centinaia di studenti che hanno bloccato l'incrocio della Stanga. Questa invece è stata una giornata di agitazione nelle scuole, occupato il liceo artistico Modigliani e prosegue l'occupazione di molti dipartimenti universitari per chiedere all'Ateneo un'assemblea generale. Vogliamo che la nostra università prenda una posizione seria innanzitutto sul genocidio e che smetta di essere complice rescindendo tutti gli accordi con enti e università israeliane e aziende belliche. Infatti noi abbiamo chiesto all'università un'assemblea d'Ateneo che è appunto uno strumento in cui la governance stessa dell'università partecipa. A Padova, come in altre città d'Italia, cresce la tensione. La mobilitazione sta coinvolgendo non solo le scuole, ma anche i sindacati, con varie sigle di lavoratori che sempre in occasione dello sciopero parteciperanno ad un altro corteo previsto per domani alle 18. È importante perché questo è un momento cruciale, la flottiglia ce l'ha dimostrato, ci ha dato la possibilità di realizzare qual è il potenziale che ha la nostra attivazione dal basso, un'attivazione che sta diventando sempre più di massa, sempre più popolare, che sta mettendo realmente pressione sul governo e sulla sua complicità con Israele. Palestina libera dal fiume fino al mare, Padova lo sa, da che parte stare. E la piazza intanto qui si sta ancora riempendo, ma con le immagini vi mostriamo quello che c'è stato anche oggi all'Interporto, perché domani è vero è stata lanciata il blocco dell'Interporto, ma già questa mattina un gruppo di militanti di Extinction Rebellion si è incatenato davanti ai cancelli dell'Interporto di Padova, bloccando il passaggio dei camion per alcune ore con lo slogan "Per la Palestina blocchiamo tutto". Uno dei camion presenti, secondo quanto hanno detto le persone presenti e gli organizzatori dell'evento, non si è fermato e ha proseguito verso i manifestanti che si erano incatenati ed quindi impossibilitati a spostarsi e quindi hanno rischiato di essere investiti. Il video che poi è stato anche ripreso dagli stessi manifestanti. Il blocco è durato una decina di minuti e dopo i manifestanti sono stati allontanati dalle forze dell'ordine. Al momento sembra che ci siano 20 persone trattenute in questura e identificate per quanto è accaduto stamattina all'Interporto, ma appunto dicevamo domani verrà bloccato, secondo quanto vogliono fare i manifestanti, l'Interporto di Padova. Qui intanto la manifestazione, vede, c'è sempre più gente, c'era anche l'onorevole Rachele Scarpa che abbiamo visto qui tra i manifestanti. Vi ricordo che domani la nostra diretta di Antena 3 a partire dalle 9:20 vi mostrerà con tutte le telecamere puntate sulle varie manifestazioni che ci saranno in tutta la nostra regione, in particolare a Venezia e a Padova, le cruciali. E la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin con Francesco Ratai, occhi puntati quindi anche al Ponte della Libertà. La nostra idea è proprio quella di far partire 2 cortei, uno dalla terraferma e uno da Venezia Isola, e incontrarci poi sul Ponte della Libertà. Quindi bloccarlo sostanzialmente? Assolutamente. Bloccare il Ponte della Libertà partendo da Venezia e Mestre con una doppia manifestazione di comitati, associazioni, sindacati, partiti politici e altre realtà del territorio. Proprio mentre gli studenti universitari veneziani iniziano la mobilitazione in solidarietà alla Global Sumud Flottiglia, il ministro degli esteri israeliano annuncia il blocco di tutte le 40 barche con 200 tonnellate di aiuti alla popolazione di Gaza, un blocco avvenuto a poche decine di miglia dalla striscia.
La provocazione è finita, dice Tel Aviv, nessuno ha raggiunto la costa. La risposta a Venezia sarà la partenza alle 9 di domani mattina di 2 cortei da Campo Santa Margherita e dalla stazione di Mestre allo slogan di Blocchiamo tutto. Il blocco significa bloccare gli snodi nevralgici del nostro paese, quindi noi a Venezia abbiamo il Ponte della Libertà, per esempio, che è un luogo fondamentale appunto per tutta quella che è la circolazione, è il collegamento che abbiamo con la terraferma, quindi bloccare il Ponte della Libertà per noi significa mettere veramente in crisi quello che è la viabilità del nostro territorio. Verrà fatta la stessa identica cosa in tutto il resto del paese, stiamo assistendo a uno sterminio in diretta nazionale e le nostre istituzioni non fanno niente, nonostante 2 anni di cortei, mobilitazioni, occupazioni, e la Global Smooth Flotilla sicuramente ci ha dato un bello scossone. Lo sciopero generale indetto da CGIL e USB a livello nazionale è ritenuto illegittimo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi perché senza preavviso, ma è stato confermato dai sindacati. A partire dalla grossa manifestazione al Lido di Venezia, i movimenti universitari sono parte integrante di una mobilitazione che in queste settimane ha raccolto in città un consenso crescente. Noi siamo partite interrompendo le lezioni universitarie perché, come abbiamo sempre detto, se bloccano la Global Smooth Flotilla allora noi avremo bloccato tutto. Questo è avvenuto ieri sera. All'università non si fa lezione oggi? Si fa lezione, nel senso che la giornata di sciopero effettivamente sarà domani, quindi noi ci auspichiamo che domani effettivamente le aule universitarie siano vuote. È stato il motivo per cui oggi siamo entrati all'interno delle università con un'azione di disturbo fondamentalmente per organizzare il blocco effettivo delle università, che invece si darà domani. E domani quindi vi racconteremo il venerdì di mobilitazione a partire dalle 9:20 qui su Antenna 3 e che il clima sia incandescente, lo dimostra anche quanto successo a Roma, strappate le bandiere del Veneto e divelti sostegni. È successo alla sede romana della Regione Veneto durante la manifestazione Propal di ieri sera. A darne notizia il governatore Zaia, che dice la libertà di manifestare è uno dei diritti più significativi a livello costituzionale, ma nel momento in cui la manifestazione da pacifica si trasforma in qualcosa di aggressivo o violento, creando anche danni, si supera il limite, scrive in una nota. E sono possibili sanzioni disciplinari nei confronti del tassista trevigiano finito nella bufera per aver detto a un viaggiatore che non accettava a bordo sionisti. Il cliente di religione ebraica ha reso pubblico la vicenda che sta facendo letteralmente il giro del paese. Dobbiamo andare via sul mare 2. Sì, fate voi. So this man is saying that he doesn't take the people who are Zionists. Zionist, yeah. Un episodio spiacevole che però rimane solo un episodio fondamentalmente. Per noi sono tutti clienti. L'episodio è avvenuto a Treviso ed è bufera. Un turista di religione ebraica ha denunciato che un tassista gli ha rifiutato la corsa perché è accusato di essere sionista, girando anche un video dell'accaduto. Il tassista, dal canto suo, nega il rifiuto e sostiene di aver detto all'uomo e al suo amico che i sionisti non sono ben accetti a bordo, che le porte sono rimaste aperte ed è il cliente che non è salito e poi che era già impegnato con altre corse. Diversa invece la ricostruzione del viaggiatore, che ha inviato una mail di protesta alla cooperativa radiotaxi di Treviso e al comune e che sta valutando di segnalare la vicenda alle forze dell'ordine. Noi siamo aperti a tutti, sui nostri taxi salgono tutte le persone, salgono gli animali senza problemi, non ci sono porte chiuse, non rimangono porte chiuse per nessuno. La cooperativa, che ha oltre 30 taxi associati e in arrivo altre 6 licenze per il trasporto disabili, ha comunque una posizione ufficiale e prende le distanze dall'episodio. Noi come cooperativa ci dissociamo dal comportamento del nostro associato. Adesso stiamo valutando se c'è la possibilità di qualche, chiamiamola punizione, di presa di posizione della cooperativa, ma dobbiamo ancora raccogliere più informazioni possibili. Il viaggiatore, un iraniano di religione ebraica, indossava la kippa, il copricapo indossato dai maschi, e afferma che dare del sionista a un ebreo solo perché calza la kippa è come dire fascista o mafioso a chiunque soltanto perché parla italiano. Credo che il collega abbia avuto un momento di difficoltà e
abbia purtroppo additato, se vogliamo, questo cliente come capro espiatorio. La cronaca, un taxi acqueo ha rischiato l'affondamento dopo lo scontro con un vaporetto in bacino di San Marco. L'incidente non ha provocato feriti ma ha riportato alla ribalta il problema del traffico acqueo proprio in laguna. Sono le 15:15 quando in un bacino di San Marco, attraversato da un intenso traffico acqueo, avviene lo scontro tra un vaporetto ACTV e un taxi. Fortunatamente, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Il pilota del taxi non ha avuto bisogno di cure sanitarie, né alcuna persona a bordo del vaporetto è rimasta coinvolta o ferita. Le conseguenze pesanti sono state soprattutto per il motoscafo. Con l'ausilio di una gru, i vigili del fuoco hanno provveduto a mantenere in galleggiamento l'imbarcazione danneggiata, che successivamente è stata issata fuori dall'acqua per scongiurarne l'affondamento. Ennesimo incidente nautico a San Zaccaria tra un vaporetto e un motoscafo. Fortunatamente nessun ferito. Questo però richiama nuovamente l'attenzione sulla sicurezza alla navigazione e sul traffico acqueo. Traffico acqueo su cui assolutamente bisogna mettere mano. Ci sono pontili troppo vicini. Nuovamente richiamiamo l'attenzione anche sulla sicurezza dei mezzi, sulla manutenzione e sulla preparazione del personale, che sono indispensabili per avere un trasporto pubblico di linea o non sicuro. Ti afferma? No. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine. Al di là del singolo caso, da tempo categorie e sindacati segnalano un intensificarsi del traffico acqueo a Venezia che necessiterebbe di una regolamentazione. L'arrivo dei barcavelox, ad esempio, ha risolto, dove applicato, i problemi di velocità e motondoso. Oggi più che mai risulta importante un vero proprio tavolo istituzionale dove ci siano presenti tutte le categorie che operano in laguna, ma di tutta la città metropolitana di Venezia, perché ricordo che la laguna è molto varia e molto vasta. Oppure anche, come abbiamo sempre detto noi da tempo, una vera e propria istituzione di un vero e proprio osservatorio della laguna, per insegnare sin dai più piccoli come si vive la laguna. Incidente sulle strisce pedonali questa mattina a Vicenza. Una mamma è stata investita con il passeggino in cui portava a spasso la bimba di appena 4 mesi. Entrambe sono state portate alla San Bortolo. Un grave incidente stamattina verso le 11:30 in via Maganza, in cui una donna è stata investita per cause in corso di accertamento mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla figlia neonata di 4 mesi che era in passeggino. Mamma e bambina, a causa del violento impatto, sono state portate entrambe in codice giallo al San Bortolo e secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM e gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi del sinistro e ricostruirne la dinamica tuttora al vaglio. La politica, domani l'annuncio del candidato presidente del centrodestra. Il mondo politico veneto e non solo attende l'ufficialità a questo punto. I 3 leader nazionali dovrebbero uscire con una nota congiunta, una nota corale. Alberto Stefani, il leghista Alberto Stefani, resta in pole position. Radio Palazzo dice che stavolta sarà la volta buona, quella dell'annuncio ufficiale corale da parte dei 3 leader nazionali. L'investitura del candidato presidente del centrodestra è quanto mai questione di ore. Gli stessi colonnelli veneti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega lo aspettano a metà giornata attraverso la diffusione di una nota congiunta di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, e questo in un venerdì che sarà già segnato dalle proteste per la flottiglia, tra manifestazioni, cortei, massime misure di sicurezza da Venezia a Padova. Anche questo tema di campagna elettorale. Al momento le bocche sono cucite o quasi, gli equilibri delicati e fragili, una cristalleria insomma dove non sono più ammessi passi falsi, anche perché la consapevolezza, anche ai piani alti, è che lo stesso elettorato di centrodestra sia stanco di un dibattito interno durato troppo a lungo, molto tattico e poco pragmatico, anche perché i temi dalla sanità alle infrastrutture non mancano. Quindi
quindi fra poche ore Giovanni Manildo, l'avvocato trevigiano capace di vincere su Giancarlo Gentilini, potrebbe avere il suo sfidante, con Alberto Stefani, segretario veneto del Carroccio, dato in pole position e lanciato di fatto dallo stesso Salvini a Pontida. Colpi di scena non sono esclusi, ma a questo punto potrebbero scatenare il caos, non solo nell'alleanza, a livello regionale. La cronaca amministrativa e anche politica ci porta a San Zenone degli Ezzelini, comunità che festeggia dopo anni di battaglie. La Regione del Veneto costretta a risarcire oltre 4 milioni di euro per le opere mai realizzate sulla strada provinciale 248. L'emozione e la felicità sono palpabili a San Zenone degli Ezzelini. Dopo anni di battaglie, il comune vince al TAR. La regione è condannata a risarcire oltre 4 milioni di euro per le opere mai realizzate sulla strada provinciale 248. Una lotta che va avanti dal 2012, quando era stato siglato l'accordo compensativo della Pedemontana Veneta che prevedeva la sistemazione della viabilità del comune, un accordo mai mantenuto dalla regione. Dopo le 3 sentenze che abbiamo vinto in merito proprio alla validità dell'accordo, perché la Regione sosteneva che l'accordo che era stato sottoscritto nel 2012 non fosse valido, dopo aver vinto quelle sentenze la Regione comunque non ha portato avanti l'accordo e allora grazie all'assistenza anche dell'avvocato Zoccarato abbiamo deciso di fare una causa risarcitoria, perché dopo tutti questi anni era giusto che i diritti del nostro paese, dei nostri cittadini fossero riconosciuti. Anni non facili per il sindaco e la sua squadra, anziché un dialogo con la regione hanno trovato solo un muro. Un bel trattamento, diciamo che sono stato anche apostrofato come sindaco troppo giovane, che doveva imparare a leggere la documentazione eccetera, invece questo sindaco troppo giovane, anche se ormai ho 40 anni, le carte le ha lette insieme all'avvocato e ha cercato in tutti i modi di convincere la regione anche attraverso i consiglieri, attraverso altre personalità, nel cercare di avvicinarci e cercare una mediazione che non è mai arrivata. Non è stato bello come sindaco, non è stato bello come persona, è stato sicuramente difficile, ma insomma tutte le battaglie difficili ci piacciono ed è bello soprattutto quando si vincono. Con il risarcimento ora il comune potrà finalmente investire sul territorio. Con questi fondi il Comune potrà realizzare finalmente l'opera che era stata promessa in compensazione della presenza della strada pedemontana nel suo territorio, opera che serve a garantire la sicurezza stradale, quindi la sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che attraversano il centro di San Zenone. In ultima battuta vi ricordo che domani entriamo in diretta alle 9:20 puntuali del mattino per raccontarvi la giornata di mobilitazione a nord-est da Padova a Venezia passando per Treviso. C'è una mobilitazione generale, insomma alle 9:20 in diretta su Antena 3. Per il momento dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.